Da sogno a realtà. Casa Antica Fonte, l'hospice per malati oncologici, tenacemente voluto da uno specifico comitato e dalle associazioni di volontariato di Vittorio Veneto, è attivo. All'inaugurazione, con i presidenti Zaia e Muraro, il sindaco D'Arè e il vescovo Pizziolo, i vertici presenti e passati dell'ULSS 7. Ci lavoreranno medici, infermieri, fisioterapisti, assistenti, psicologi e i volontari, una ventina di persone. I pazienti verranno ospitati sia in forma diurna che in quella residenziale e saranno individuati dal nucleo di cure palliative che oggi segue a domicilio annualmente circa 500 malati di tumore. Guai se pensassimo che curare una persona possa essere solo una dimensione professionale, ma è una assistenza a persone e alle loro famiglie. Casa Antica Fonte è costata 3.600.000 euro a carico dell'ULSS 7 e della Regione. Il volontariato ha contribuito con tante raccolte fondi sul territorio vittoriese. Sia Zaia che Muraro hanno sottolineato come gli enti pubblici abbiano speso bene i soldi dei cittadini, rispettando i tempi di consegna della struttura costruita in poco più di un anno. La casa sorge su un'area di quasi 7.000 metri quadri, in mezzo al verde, donata dal comune. Il fabbricato, tutto al piano terra, è composto da 10 stanze, un'area di diagnosi e cure e locali per incontri e convegni. Durante l'inaugurazione il governatore Zaia ha anche smentito le voci su un ridimensionamento dell'ospedale di Vittorio Veneto. Al contrario, ha ribadito, il presidio verrà potenziato.